A metà pomeriggio la pioggia arriva in quartier del Piave e diventa grandine in bianca le strade di Conegliano e San Vendemiano. Queste sono le immagini che arrivano da San Fior qui. Una veduta dall'alto della grandine a terra ricopre il manto stradale. A Valdobbiadene, se la pioggia va e viene, bastano pochi minuti per far tremare il terreno ancora una volta alle Mogliani di Guia. La frana, venuta giù con il maltempo della scorsa settimana, torna a muoversi. Così tra Guia, ecco un ramo del torrente Raboso, San Giovanni e San Vito, dove la terra è lambita da corsi d'acqua costantemente monitorati dalla Protezione Civile. Qui via Ferrari, tra le località di Villanova e Saccol, qui in località Perine. 20 minuti di grandine anche a San Vendemiano, agricoltori con il fiato sospeso. A far paura sono le grandinate, i danni a vigneti, frutteti e seminativi sono in via di quantificazione, soprattutto nella zona del Coneglianese. E se le strade, la viabilità è stata ripristinata già nel primo pomeriggio di oggi in tutta la Marca, sono sotto controllo. I tecnici della provincia di Treviso sono alle prese ora con le infiltrazioni negli edifici scolastici. Il punto lo fa il presidente della provincia, oggi in comune a Treviso, Stefano Marcon. Abbiamo un bilancio con della viabilità che sta per essere rimessa in pristino, sostanzialmente anzi è già quasi stata tutta ripristinata. Abbiamo avuto delle infiltrazioni nei plessi scolastici, siamo ancora in ricognizione per capire il totale dei danni che abbiamo subito da questa ondata di maltempo. Siamo partiti con quelli di giovedì scorso con una prima stima da 1,5 milioni che verosimilmente andranno in aumento.